Allora, tutto è iniziato al liceo, io ho frequentato il liceo scientifico Marconi a Conegliano e ho avuto la fortuna di essere seguito fin dal secondo anno da un professore di storia dell'arte, architetto, laureatosi anche lui a Venezia, allo UAV, che oltre alla storia dell'arte ci ha insegnato anche qualche fondamento di architettura, storia dell'architettura e i principali stili, insomma, architettonici che si sono susseguiti nei secoli. E da lì, insomma, ho cominciato ad avere un certo interesse, ma più che altro un qualcosa di molto, diciamo, leggero, no? Sentivo che avevo un certo interesse nei confronti della materia, però niente di più. E poi in quinta superiore, quando è arrivato il momento di decidere cosa fare da grande, mi sono proprio buttato senza ombra di dubbio in questa strada, mi sono iscritto alla facoltà di architettura di Venezia, allo UAV, e lì ho cominciato insomma a, a entrare più dentro questa disciplina. Ovviamente le aspettative iniziali sono state disattese, nel senso che, come spesso capita a quell'età, ci si iscrive all'università pensando, no? Che si trovi questo o quello e poi in realtà sostanzialmente viene tutto disatteso, non dico solo in modo negativo ma anche in positivo, quindi si scopre cosa significa veramente studiare una disciplina, non solo architettura, penso valga per tutti i tipi di lauree. E insomma mi sono iscritto a Venezia, ho cominciato a studiare lì, la cosa mi piaceva, mi ha preso sempre di più e tanto è vero che fin dal secondo anno ho voluto per mia volontà, ho cominciato diciamo, a mettere, diciamo, il naso al di fuori delle mura accademiche, muovere i primi passi dentro gli studi di architettura che erano collegati, diciamo, ai vari corsi di laurea e ho cominciato così a capire anche cosa significasse non solo studiare architettura ma anche fare architettura e essere architetto. Con degli studi a Venezia, a Vicenza e poi successivamente anche a Milano. Finita la triennale, laureatomi quindi nel percorso base, mi sono preso un anno di pausa per cercare di capire come proseguire poi i miei studi, come investire insomma gli ultimi 2 anni di formazione al meglio, considerando anche le mie attitudini, ciò che mi piaceva di più, ciò che mi piaceva meno all'interno della disciplina. In questo anno di pausa ho fatto altre esperienze lavorative, di tirocinio, diciamo. Ho migliorato il mio inglese con l'idea di andare a studiare all'estero, perché volevo fare un'esperienza all'estero prima di tutto un'esperienza di vita, credo di poter dire, e poi ovviamente anche un'esperienza, diciamo, che mi potesse dare un qualcosa in più da un punto di vista formativo. Ecco. Con l'intento anche di uscire dalla zona di comfort che mi ero creato qui a casa, a Venezia, insomma, con l'ambiente accademico che ormai conoscevo da 3 anni. Sono riuscito a entrare in questa scuola di architettura danese, ad Aarhus, che è la seconda città più grande della Danimarca, e mi sono trasferito lì e ovviamente l'impatto iniziale è stato, direi, tragico, perché è un paese, la Danimarca, che è molto diverso rispetto a noi a livello culturale, a livello di usi, costumi, di clima, di alimentazione, qualsiasi cosa. Veramente si tratta è quasi un ricominciare da zero, in un posto dove nessuno ti conosce, dove dove capisci che nulla sostanzialmente ti viene dato, diciamo, per scontato. E pian pianino anche lì, insomma, ho cominciato il mio percorso, ci sono stati delle incomprensioni anche con alcuni professori, con alcuni colleghi, dovuti secondo me come dire, a un background culturale differente, quindi bisogna entrare in sintonia prima di riuscire poi, diciamo, a parlare la stessa lingua, no? E a metà del mio master, della magistrale, ho deciso di fare un'esperienza a Parigi, nello studio dove tornerò a lavorare dalla prossima settimana. Dopodiché sono stato a Parigi un anno e poi ho passato quest'ultimo anno in Danimarca di nuovo, sono ritornato lì per finire
il master per fare la tesi. Quindi questo è stato, diciamo, a grandi linee il percorso, che è culminato appunto con la laurea, con una tesi specializzata, diciamo, specifica per quanto riguarda l'architettura del paesaggio e gli effetti del cambiamento climatico sul paesaggio della costa occidentale francese, quindi una tesi che cerca di come dire, entrare in gioco con tutte quelle problematiche causate dal cambiamento climatico, ad esempio l'innalzamento del livello del mare, sommersione di alcune aree costiere, e cercare con questo di proiettare nel futuro alcuni scenari che potessero, diciamo, ribaltare questi scenari negativi in realtà in potenziali occasioni per ripensare quei territori. Credo che in quanto giovane italiano non si possa assolutamente escludere l'idea di tornare a casa e di lavorare, di cercare di fare qualcosa per migliorare il posto in cui si è cresciuti, si è nati. Allo stesso tempo però credo sia importante prendere coscienza della situazione attuale e prendere coscienza che ci sono realtà all'estero che per i giovani offrono, credo sia inequivocabile questo, che offrono delle opportunità maggiori. Per cui credo che se veramente un ragazzo trova qualcosa per cui è disposto a sacrificarsi e a veramente impegnare tutte le sue energie, credo valga la pena a quest'età di investire il proprio tempo per fare queste esperienze all'estero, magari con l'idea un domani di ritornare e di portare le conoscenze acquisite all'estero in una realtà più locale dove si è cresciuti, insomma.